ci hanno un po' raccontato, queste interviste, ci hanno un po' raccontato che forse sapientemente quasi tutto è stato messo a tacere. Però vediamo se i nostri ospiti, Silvio De Zanchi, Luisa Codato, Marilena Nicolai, che intanto ringraziamo perché parlare di un qualcosa che è lì e non si sa, può essere una bomba e invece può essere anche un giardino. Allora, per rispondere alle persone che abbiamo visto dalle interviste ci hanno fatto delle domande, ma è tutto ben recintato? C'è una guardiania? C'è un quella cosa? Silvio De Zanchi. No, non mi risulta ci sia guardiania, mi risulta che ogni tanto passa qualche pattuglia dei carabinieri come fa il giro di Marcon normalmente da quando è stata insediata la caserma, non mi risulta che ci sia nessuno che controlla se ci sono perdite, se i fusti sono ancora integri, non c'è nessuno, è tutto abbandonato. Luisa Codato, memoria storica. Allora, lei ha detto che l'ESA ha funzionato dal 1995 al 2005, quindi funzionata o cosa vuol dire? Che portava a casa rifiuti tossici e basta o c'era una lavorazione? L'autorizzazione data in un primo momento dalla Regione diceva solo deposito di rifiuti tossico-nocivi. Poi nel 1995 la Regione ha delegato la provincia per le autorizzazioni e per il rinnovo della concessione. La provincia ha sempre dato il rinnovo dell'autorizzazione al deposito di rifiuti tossico-nocivi, però nel tempo proprio la provincia ha aggiunto anche un po' di lavorazione, ha aggiunto prodotti tossici nuovi, cioè la provincia si è comportata in modo direi molto leggero rispetto al nostro territorio. Devo ribadire una cosa però, che come amministrazioni comunali di Marcon si sono sempre battute per un no a questo deposito. Per cui sull'amministrazione comunale di Marconi... No, la blocco un attimo, attenzione, perché sì. La signora Codato si riferiva a quel signore o signora che diceva ma forse il comune non ha mai lavorato. No, invece ha lavorato. Luisa Codato, però io dico ha ragione quel signore e mi spiego meglio. Non possiamo noi cittadini sapere tutte le responsabilità, comune, provincia, regione, allora ce la prendiamo con quello più vicino, quindi non è che il signore abbia fatto un'accusa documentata, il signore dice ma come, lei viene a chiedere a me com'è la situazione, ma non c'è un comune, io non capisco, infatti quello che è strano è che effettivamente poca percentuale della popolazione è attenta a questo problema. Marilena Nicolai, lei è una invece che è attenta, lei è venuta qui per dire attenzione che lì a Marcon stiamo crescendo come i funghi, funghi in senso buono, in senso ci sono tanti bimbi, tante nascite, dovremmo vivere in un'oasi tra virgolette felice e invece c'è questa che qualcuno definisce una bomba a orologeria. Marilena Nicolai. Beh, io in qualità di cittadina di Marcon chiedo più informazione da parte dell'amministrazione comunale. Vorrei che questi rifiuti venissero al più presto rimossi o quantomeno messi in sicurezza. O quantomeno, ferma lì Marilena Nicolai perché lei sta parlando molto bene. O quantomeno messo in sicurezza, ma soprattutto lei ha iniziato dicendo dateci un'informazione, perché? Perché a volte ci sono le leggende metropolitane, ma se nessuno ferma la leggenda metropolitana, ovvero qualcuno inventa una notizia che poi mano a mano cresce, c'è stata un morto, 2 morti, 100 morti, un terremoto. Marilena Nicolai, cosa chiede lei al Comune? Beh, quello che chiedo è che vengano rimossi al più presto, perché mi preoccupa molto la salute dei cittadini. Chiedo che la cittadinanza sia informata, che il Comune si muova nei confronti degli organi competenti, sinceramente non so
chi si debba occupare, se la provincia, la Quindi regione. chiediamo anche una notizia che, per poter indirizzare. Silvio De Zanchi, da quanto tempo lei si interessa della nuova ESA? Da quando è nata praticamente, da quando l'hanno portata via da Mestre l'hanno portata a Marcon. Sembrava quasi che fosse un destino che dovesse seguire il sottoscritto nel trasloco. Sì, appunto, anche lei era di Mestre, a Esatto. Marcone, quindi... Sembrava che dovesse seguirmi nel trasloco. Abbiamo sempre saputo che stoccavano, avevano sempre cancelli blindati, non era possibile vedere dentro cosa facevano. Siamo riusciti a individuare i travasi cosiddetti di materiale tossico da un bidone all'altro, tanto è vero che nei bidoni il cartellino esterno non corrispondeva a quello che conteneva il bidone interno, lasciato fuori alla pioggia, al logorio del tempo, tutte cose buttate là. Si sapeva che qualche Ma è caso... vero che qualcuno è stato condannato? Sì. Ma allora, queste condanne hanno messo, tra virgolette, in galera qualcuno e non hanno messo a dimora sicura il pericolo? Esatto. No, non sono... chiedo, non sono in galera del tutto, sono stati condannati. No, galera era per farci capire. E risultano nulla tenenti, pertanto quello che tenta la regione, la provincia e il comune è di far pagare a loro la sistemazione di questo sito da rimettere in sesto. Ma il terreno di chi è? Adesso Di un privato. Di un privato. È di un privato. È ancora di un privato che ha nome e cognome. Sì. Nessuno che ha sequestrato quel terreno. Nessuno che dice, attenzione, perché anch'io con voi, sicuramente con la maggioranza che ci ascolta, di questa ESA non ne sapeva niente. Noi ci troviamo tra 2 minuti, parliamo dell'ESA, un deposito, ci raccontano Silvio De Zanchi, Luisa Codato, Marilena Nicolai, le interviste che abbiamo mostrato, un deposito che qualcuno definisce una bomba a orologeria. A tra poco.